Quindi possiamo iniziare. Intanto vi do il benvenuto da parte mia. Sono Giacomo Laghetto di Etifor, noi siamo uno spin-off dell'Università di Padova e insieme a Regione Veneto stiamo organizzando questo breve ciclo formativo che si compone di due webinar che sono organizzati nell'ambito del progetto Plan to Connect, che è un progetto Interreg europeo che lavora sull'integrazione degli aspetti relativi alla connettività ecologica negli strumenti pianificatori delle regioni dell'arco alpino. Regione Veneto sta lavorando in particolare sull'implementazione della rete ecologica in un'area pilota localmente e parliamo dell'area del sistema lagunare di Caorle. E un'attività prevista dal progetto è anche proprio l'organizzazione di eventi di formazione come questo, che abbiamo intitolato Conservazione e ripristino della natura e che parlerà delle sfide che abbiamo davanti, delle opportunità e soprattutto dei punti di contatto fra il settore pubblico e quello privato. Lo faremo oggi e domani, in queste due occasioni, in due webinar da 1 ora e mezza, proveremo a stare nei tempi anche se i contenuti sono tanti. Oggi proverò io più tardi a introdurre dei concetti preliminari che magari sono noti a più di qualcuno di voi, ma che ci sono utili poi per sviluppare il discorso e successivamente insieme al professor Davide Pettenella, storico professore del Dipartimento TESAP dell'Università di Padova e socio fondatore e adesso anche collaboratore scientifico di Etifor, parleremo di obiettivi di conservazione della biodiversità e dei driver, cioè degli elementi trainanti per il settore privato per riuscire a coinvolgere anche il settore privato nelle progettualità di conservazione ambientale. Successivamente Francesca Brusa, collega di Etifor, ci parlerà degli approcci di mercato per la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Domani, nella parte finale del webinar di oggi e domani avremo una carrellata, presenteremo una carrellata di progetti che possono essere progetti replicabili in vari settori, quindi dall'agricoltura alle foreste, alle risorse idriche al turismo, e che potranno essere da esempio, ecco, per lo sviluppo di queste collaborazioni pubblico-private, quindi nell'obiettivo di stare più concreti possibili. Alcune buone regole di partecipazione, quindi vi ricordo di tenere il microfono spento. Se volete potete accendere la videocamera chiaramente, ma a vostra discrezione perché il webinar è registrato. Se avete domande sui contenuti, ecco, è importante, scrivetele in chat. Purtroppo non avremo tempo di rispondere alle domande, ma potremo considerarle, ecco, nel produrre questo policy brief che verrà distribuito successivamente a tutte le persone che sono iscritte a questa formazione. Importante, solo per i dipendenti regionali, compilate il form in chat, che adesso la collega Erika dovrebbe aver inserito in chat per ricevere dei crediti formativi interni che sappiamo disporre insomma all'interno della vostra organizzazione. E adesso preparate il cellulare perché ci saranno alcune mini sessioni partecipative all'inizio e alla fine. Iniziamo adesso, quindi vi chiedo di tenere sotto mano il vostro telefono e di inquadrare, adesso scusatemi, devo fare un cambio schermo. No, c'è qualcosa che non va, allora, ok. Velocissimo cambio schermo. Vi chiedo di collegarvi a questo sito che è menti.com e di inserire questo codice, ok? Oppure potete farlo più facilmente inquadrando il codice QR sempre sulla slide e quando ci siete cliccate, dovreste vedere un pollice, se lo cliccate capiamo quante persone si stanno connettendo, bene, quindi vedo le 25 persone, siamo 75 partecipanti, quindi aspettiamo qualche secondino.
Vuole essere un veloce momento di ice breaking, di rottura del ghiaccio proprio per iniziare. Quindi siamo sulle 37, arriviamo almeno a 45, 41, 42, ok, 43, 44, 45, perfetto, iniziamo. Allora, vi chiediamo subito come vi sentite, qual è l'approccio, con che stato d'animo vi state approcciando a questo webinar. Quindi vedo molte persone curiose, ottimo, qualcuno anche pieno di energia, c'è un po' di stanchezza anche nell'aria, ma vedo principalmente, ecco, prevare la curiosità, quindi benissimo, siamo contenti di questo. Ancora qualche secondino per rispondere, ma ok. Andiamo avanti. Chi rappresentate? Vorremmo capire chi ci troviamo davanti. La formazione è stata volutamente rivolta non a un target preciso, ma a più soggetti, quindi si rivolge sia al settore pubblico che ai soggetti privati, proprio per parlare di collaborazioni. Quindi abbiamo più di qualcuno che partecipa come dipendente regionale, funzionari, dipendenti regionali, altri enti pubblici, anche università e istituti di ricerca, aziende private, liberi professionisti e un po' di altre quote. Perché siete qui? Allora, molto brevemente potete aiutarci a capire perché state partecipando a questa formazione, quindi come il vostro lavoro ha a che fare con l'ambiente, la natura, la biodiversità, ditecelo in poche parole. Ovviamente tutte le risposte sono anonime, quindi non abbiate paura. Integrare conservazione nella policy aziendale, ok? Appassionato di natura, pianificazione urbanistica, mi occupo di biodiversità e agricoltura, valutazioni ambientali VAS e VINCA. Sono coinvolto nel progetto di Plant to Connect, progettista PRCC, impact manager, ancora valutazioni ambientali strategiche, lavoro con gli agricoltori, mi occupo di pianificazione, passione, ok, c'è anche qualcuno che è mosso dalla passione, varie progettualità in corso, mi occupo di biodiversità, ancora via, VAS, paesaggistica. Nella mia professione mi occupo di biodiversità, sostenibilità, reti ecologiche, ok, importante. Per capire come questo tema può influenzare il mio lavoro, beh, grazie per le risposte, sono veramente tante, consulenze, ok? E ve le condivideremo tutte comunque insieme alle slide. Grazie. Ok, andiamo avanti. Ultima slide, una parola per descrivere le vostre aspettative per questo webinar. Se doveste riassumerle con una sola parola, quale scegliereste? Aggiornamenti. Ce ne saranno. Consapevolezza, curioso, chiarezza. Ancora aggiornamento. Conoscenza, consapevolezza, prospettive, integrazioni, sfida, ok? Risorse utili, di sicuro ci saranno più di qualche link, referenza a cui potrete attingere successivamente. Strumenti, ok? Va bene. Allora ci siamo. Vi ringrazio per aver partecipato attivamente a questo momento veloce, momento iniziale e torniamo sulle slide. Allora, eccoci qua, quindi partiamo con il modulo 1. Oggi seguirà il modulo 2 domani. Oggi parliamo principalmente di obiettivi di conservazione della biodiversità e dei driver nel settore privato. Per fare questo sono necessarie alcuni concetti che proverò a elencarvi, quindi
parto da una definizione che è quella di biodiversità e la vado a pescare dalla Convenzione ONU sulla diversità biologica del 1992, che definisce la biodiversità come la varietà e la variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa include la diversità sia a livello genetico che di specie che di ecosistema. Quindi quando ci riferiamo alla diversità di ecosistema stiamo parlando dell'abbondanza di habitat, di comunità viventi, proprio di ecosistemi all'interno del quale poi vivono, crescono gli organismi. Parlando di diversità di specie, invece andiamo a contare il numero delle specie che popolano un determinato ecosistema e poi a livello diciamo di singola specie possiamo andare anche a evidenziare quali sono le diversità poi a livello genetico. Ecco, in questa formazione ci concentreremo sulla diciamo, diversità di specie e di ecosistema. E proprio parlando di diversità di specie, vi faccio notare come il nostro paese e in generale tutta la costa mediterranea sia censito come un hotspot di biodiversità a livello europeo ma anche mondiale, quindi questo vuol dire che la presenza di specie e di habitat diversi che c'è sul nostro territorio non lo trovate così facilmente in tutto il nostro continente e in altre parti del mondo. E questo ci deve far riflettere, ci attribuisce anche un certo livello di responsabilità, perché la biodiversità a partire dal 2009 è stata inserita tra dei 9 indicatori che si chiamano limiti planetari che servono per valutare proprio lo stato di salute del nostro pianeta. E per fare in modo che questo pianeta, che la nostra Terra, possa accogliere anche le generazioni successive alla nostra, è importante rispettare alcuni limiti, questi limiti planetari, di cui il carbonio nell'atmosfera è solo uno, no? Spesso parliamo di crisi climatica riferendoci solamente al carbonio. E invece, appunto, lo Stockholm Resilience Center ci dice che in realtà c'è tutta una serie di altri aspetti da considerare, tra cui la biodiversità. Vedete che proprio il rosso vuol dire questi limiti sono già stati oltrepassati, la biodiversità è stata fortemente oltrepassata come limite. E quindi qual è lo stato della biodiversità? Un indice definito dal WWF anche, che valuta la variazione delle dimensioni della popolazione di fauna selvatica dal 1970 al 2020, ci dice che questa variazione c'è stata in negativo del 73% complessivamente. Vedete come è ripartita, no? A livello di vertebrati in ambiente marino, terrestre o di acque dolci. E in particolare appunto sulle acque dolci questa variazione è stata ancora più importante, significativa, meno 85%. Qua non stiamo parlando questo indice non valuta il numero delle specie estinte, ma è chiaro che in una contrazione così forte delle dimensioni della fauna selvatica c'è anche questo fenomeno dell'estinzione delle specie. Poi in questa slide non ho inserito dei grafici, dei riferimenti a questo, però esiste come fenomeno, qualcuno parla addirittura di sesta estinzione di massa. Qual è lo stato della biodiversità in Italia? In Italia sempre il WWF ci dice che oltre metà dei nostri fiumi e quasi 4 laghi su 5 non versano in uno stato ecologico buono. Gli ecosistemi a rischio nell'ecoregione padana, quindi nella nostra pianura, sono il 100%, non c'è un ecosistema che non sia minacciato dai cambiamenti climatici e dall'attività dell'uomo, come ad esempio la cementificazione e l'uso del suolo. E ecco, quasi il 90% degli habitat di interesse comunitario, quindi quelli che ospitano delle specie di interesse comunitario, sono in uno stato di conservazione sfavorevole. Parlando poi di specie, penso che tutti conosciate il problema delle specie invasive. Emblematico è il caso del granchio blu diciamo, nella costa veneta,
e tutte le conseguenze che queste specie talvolta si portano con sé, specie che si stanno estinguendo molto rapidamente come superficie anche su cui si trovano, come la Posidonia oceanica, oppure la rana di Lataste è un esempio di anfibi che non se la passano proprio bene, ecco, per dirla proprio terra-terra. Ma allora a questo punto ci chiediamo, è importante la biodiversità? Si può attribuire un valore economico alla biodiversità? Beh, forse non direttamente alla biodiversità, ma a quello che ne deriva. Quindi i concetti di capitale naturale, di servizi ecosistemici ci danno un valore nell'attribuire, ci danno, scusate, un supporto, una mano nell'attribuire un valore di tipo economico alla biodiversità. Quindi il capitale naturale è l'insieme degli organismi viventi e degli ecosistemi che li ospitano. Da questo stock deriva una serie di servizi che appunto sono chiamati servizi ecosistemici e di cui beneficiamo noi come comunità e anche come diciamo, per le nostre attività economiche. I servizi ecosistemici sono definiti proprio come benefici multipli che l'essere umano ottiene dagli ecosistemi. Ci sono varie classificazioni presenti in letteratura di questi servizi, ve ne propongo una qui che distingue i servizi di supporto alla vita, quindi quelli di base, i servizi, quelli che servono appunto per diciamo, il ciclo dei nutrienti, la fotosintesi, la formazione del suolo, che poi fanno partire una serie di altri servizi. Abbiamo quelli di approvvigionamento, fornitura del cibo, di materie prime, di acqua dolce, eccetera, di regolazione, quindi gli ecosistemi sono in grado di regolare la qualità dell'aria, il clima, le risorse idriche e i fenomeni di erosione del suolo e così via. E poi abbiamo uno specchietto anche di servizi di tipo culturale, quindi quelli che rispondono ai valori spirituali, religiosi, estetici, ricreativi e che poi sono, diciamo, importanti anche per la nostra salute fisica e mentale. Quindi è importante considerare nelle nostre progettualità attribuire un valore economico anche a questi servizi per poter metterli sullo stesso piano anche dei flussi finanziari che spesso vengono considerati, diciamo così, in maniera staccata da tutto il resto nelle progettualità che poi decidiamo di implementare o approvare anche solo. Questa è un'immagine del fiume Brenta e in questa immagine possiamo vedere alberi, acqua, sedimento, persone, però quello che possiamo vedere sono anche proprio i servizi ecosistemici, no? Quindi facendo un esempio molto concreto, vediamo che un ambiente come questo è in grado di fornire gli habitat per la conservazione della biodiversità, di mitigare il rischio idraulico, immaginandoci che ad esempio più a valle ci sia un allargamento di questo letto fluviale che possa, diciamo, controllare i picchi di piena. Gli alberi con la fotosintesi sono importanti per la regolazione climatica, quindi sottraendo l'anidride carbonica dall'atmosfera, e la regolazione della qualità dell'acqua può essere fornita proprio dall'acqua stessa, con la capacità dei fiumi che hanno di autodepurarsi, ma anche con la presenza di, ad esempio, delle bordure alberate o arbustive che possono fare da buffer, da filtro, ecco, per tutti quei nutrienti in eccesso, inquinanti, che arrivano invece dalle attività produttive economiche. E poi, guardando le persone, capiamo che questi ambienti ci offrono anche i servizi culturali, quindi quelli ricreativi in questo caso, ma anche appunto culturali più in generale, educativi e paesaggistici. Ecco, la relazione fra attività economica e servizi ecosistemi, cioè natura e i suoi servizi, può essere di dipendenza, di impatto, ma può anche prevedere dei rischi e delle opportunità. Qualcuno ha provato a stimare qual è la dipendenza
delle attività economiche dalla natura e da tutti quelli che sono i suoi servizi che abbiamo visto prima, e si stima che a livello globale oltre la metà del PIL sia fortemente o direttamente o indirettamente dipendente proprio dalla natura dei servizi ecosistemici. Allora, quali sono le forme di tutela della biodiversità che esistono? Abbiamo, diciamo, sono molto interconnesse queste, però abbiamo le policy e gli strumenti di pianificazione che includono gli accordi internazionali, le direttive europee, nel nostro caso, strategie di conservazione, tutti i piani territoriali, forestali e paesaggistici che dovrebbero essere integrati anche con questi aspetti. Un riferimento, una menzione particolare merita anche il concetto di rete ecologica, proprio per le finalità anche del progetto Plan to Connect. Abbiamo delle forme anche di protezione diretta, cioè delle delimitazioni, che sono quelle dei parchi locali, regionali, nazionali, delle riserve, possono avere varie forme di tutela, e dei siti della rete Natura 2000, che in qualche modo ci tutelano le ultime porzioni di territorio che sono lasciate a carattere più naturale, okay? Pensando soprattutto all'ecosistema, cioè al sistema padano. Abbiamo gli strumenti di finanziamento che sono, diciamo, previsti poi dagli strumenti di pianificazione, possono essere pubblici, privati o misti, strumenti specifici per la tutela della biodiversità genetica, ok? Vi ricordate la slide iniziale? Agraria, forestale, ma anche animale, principalmente agraria forestale, e poi iniziative volontarie e partecipative, come ad esempio i contratti di fiume, di foresta, di paesaggio, le certificazioni ambientali, qua ne ho citate due che troveremo anche dopo e domani, e poi anche le iniziative di citizen science e monitoraggi partecipativi. I due webinar si concentrano sugli strumenti di pianificazione, di policy e sugli strumenti di finanziamento oggi, e domani presenteremo una serie di progetti tra cui rientreranno anche iniziative volontarie. Ecco, dicevo, una menzione speciale merita la rete ecologica, perché parlare di conservazione è parlare di connessione. Io ho riportato qui una frase che ho preso proprio dal piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto, quindi la rete ecologica introduce i concetti di connettività, di connessione, che hanno portato a un cambiamento importante nelle strategie conservazionistiche. Quindi se prima ci concentravamo solo sulle isole naturali esistenti, quelle che nell'infografica sotto sono definite aree centrali o aree nucleo, perché spesso ritorna questo modo di chiamarle, e adesso diciamo, guardiamo il territorio con una visione d'insieme e proviamo a capire anche quali possono essere le connessioni tra queste aree centrali o aree sparse. Quindi andiamo a identificare i corridoi, che possono essere corridoi fluviali o terrestri, e magari anche a capire, evidenziare le lacune in queste connessioni, quindi a sviluppare nuove progettualità per diciamo, aumentarle e migliorarle. Chiudo con questa slide, questa carrellata di informazioni un po' a carattere sparso, ma che ci sono utili per poi iniziare veramente la formazione. Questa slide presenta quello che si definisce gap finanziario per la conservazione della biodiversità. Vuol dire che sono stati stimati i miliardi di euro, vedete questi numeri sono in realtà i miliardi di dollari necessari a livello globale per la conservazione della biodiversità negli ecosistemi, e in realtà il flusso finanziario esistente è molto basso rispetto a quello che servirebbe. E quindi qua innanzitutto questo grafico dice che serve una strategia che non faccia solo affidamento sui finanziamenti pubblici, ma che vada oltre la dipendenza da questi e che integri anche altre fonti di finanziamento. Per ridurre il gap bisogna innanzitutto ridurre
i sussidi dannosi, diciamo, e quelli che vedete in rosso, e per le attività economiche che sono dannose nei confronti della biodiversità, e poi aumentarli, ad esempio andando a lavorare su queste voci che vedete, le nature-based solutions sostenuti dai mercati del carbonio, diciamo, i fondi previsti per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, e anche sui budget, diciamo, nazionali che possono essere messi a disposizione, sull'abbinamento, ecco, delle infrastrutture verdi e blu alle infrastrutture grigie, quindi cambiare il modo di intervenire nel nostro territorio, e sulle compensazioni, e quindi tutte queste voci coinvolgono anche, diciamo, in particolar modo il settore privato. Allora, su questa slide chiudo la mia prima parte e lascerei adesso la parola al professor Pettenella per capire innanzitutto da quali obiettivi partiamo, e successivamente poi parleremo anche di strumenti per la creazione di collaborazioni pubblico-private. Io cercherò di illustrarvi alcuni dei principali strumenti che a livello internazionale e a livello di Unione Europea abbiamo sviluppato per tutelare la biodiversità e l'ambiente in genere. Intanto partiamo da una notazione che è sostanzialmente positiva. Forse sapete che ogni anno viene fatta un'indagine sulla percezione da parte dei policy maker, dei grandi imprenditori, dei rischi che stiamo correndo in una prospettiva a 2 anni e in una prospettiva a 10 anni. Bene, questo grafico vi riporta le priorità in termini di rischi percepiti da questo ampio panel di politici e responsabili di organizzazioni internazionali, profit e non profit, ed è interessante vedere come nella prospettiva di medio periodo di 10 anni, le quattro principali fattori di rischio, i quattro principali fattori di rischio percepiti a livello internazionale siano collegati a problemi di degrado dell'ambiente, di gestione dell'ambiente. Ecco, questo per dire c'è una sensibilità che cresce, che sta crescendo non soltanto nei vertici dell'amministrazione, ma anche di tutti gli operatori del settore. Cerchiamo di fare un inquadramento molto veloce degli strumenti che hanno portato anche a questa coscienza, gli strumenti in termini di accordi internazionali. Come certamente sapete, un landmark, un punto di svolta nelle politiche a tutela dell'ambiente è stata la grande conferenza che si è tenuta a Rio nel 1992, dove sono state approvate tre pilastri, tre grandi convenzioni per regolare problemi connessi al clima, alla tutela della biodiversità e alla desertificazione. Ecco, queste sigle FCCC, CBD e CCD indicano appunto queste tre grandi convenzioni. C'erano stati degli accordi anche precedenti, ma abbastanza limitati e focalizzati, come la Convenzione di Ramsar per le aree umide e la Convenzione CITES per le specie animali e vegetali in rischio di estinzione. Eh, ma il 92 è stato veramente un anno assolutamente importante, anche perché queste convenzioni hanno avuto un valore legalmente vincolante per i governi che le hanno sottoscritte, quindi veramente impegnative anche dal punto di vista legale. Come si sono portati avanti gli impegni generali definiti con queste tre convenzioni? Attraverso una serie, ormai siamo abituati a conoscerle, di appuntamenti annuali, biennali, che sono le convenzioni delle parti, in cui i rappresentanti dei paesi decidono misure di carattere operativo. Ecco. Il filone principale di coordinamento a livello internazionale delle tematiche sviluppo e ambiente
è stato portato avanti con altre conferenze di cui la notorietà è molto molto inferiore. La conferenza di Johannesburg, Rio più 10, e quella di ancora Rio di Rio più 20, in cui si sono fatte molte dichiarazioni generali, impegni sulla creazione di organismi internazionali, ma forse il passaggio più importante che recentemente si è avuto è stato con la conferenza di Rio più 20 nel 2012, in cui sono stati definiti dei documenti di programmazione, dei target di sviluppo, prima per i paesi del Global South e poi in una revisione ulteriore di questi obiettivi sono stati definiti nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2015 degli obiettivi non legalmente vincolanti in questo caso, che noi conosciamo bene perché si collegano al cosiddetti Sustainable Development Goal. Ecco, 17 goal, obiettivi da raggiungere entro il 2030, quantificati, ben definiti dal punto di vista proprio di soglie numeriche da raggiungere per ogni paese, e per cui ogni paese è chiamato al reporting e al coinvolgimento di tutti gli operatori pubblici e privati al di là e al di sotto degli organismi governativi. È interessante questa visione che rappresento a destra dei Development Goal, perché vi dà l'idea che alla base dell'idea dello sviluppo ci sia la necessità di raggiungere quattro serie di obiettivi legati alla tutela della biosfera, della biodiversità. Guardando invece in maniera più precisa gli sviluppi almeno di due delle grandi convenzioni che vi ho richiamato, vi ricordo cosa si è fatto nel campo dell'attuazione della Convenzione quadro dei cambiamenti climatici. Il grande primo passo di carattere operativo è stato l'approvazione nel 1997 del Protocollo di Kyoto, che ha avuto una dimensione temporale limitata, 2008-2012, e dopo prevedeva un secondo periodo di impegno da parte dei governi che è stato dilazionato per l'impossibilità di trovare un accordo, e finalmente nel 2015 abbiamo prolungato gli impegni operativi che si erano presi nel 92 con l'accordo di Parigi. Nel frattempo la Convenzione si è dotata di un organismo di carattere scientifico per fornire le basi corrette, appunto scientifiche, alla propria azione, l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change. Un processo ovviamente anch'esso basato su decisioni specifiche assunte nelle diverse conferenze delle parti. Un processo parallelo è stato quello della Convenzione per la diversità biologica. Anche in questo caso abbiamo avuto due importanti decisioni, il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e il protocollo di Nagora per regolare l'impiego e il riconoscimento dei diritti di proprietà nella gestione della varietà, della biodiversità genetica delle piante e degli animali. Ma probabilmente un elemento, almeno nella storia recente, assolutamente fondamentale collegato a questa convenzione è stato l'accordo di Kunming e Montreal. Vi ricordate il periodo del Covid? Abbiamo organizzato questa conferenza delle parti in due momenti, uno appunto in Cina, Kunming, l'altro in Canada, Montreal, e a Montreal abbiamo provato il Global Biodiversity Framework.
Il Global Biodiversity Framework è uno strumento assolutamente fondamentale. Approvato nel 2022, è stato ricordato come l'accordo di Parigi per la natura. Parte dalla constatazione critica del fatto che in precedenza la Convenzione, in una serie di conferenze delle parti, aveva definito degli obiettivi di tutela della biodiversità, cosiddetta DAI, che dalla sede della conferenza delle parti, dove per prima si sono definiti questi obiettivi, che sono stati solo in minima parte raggiunti. Ecco, il Global Biodiversity Framework è una rivisitazione di questi obiettivi, una precisazione, un allargamento, approfondimento delle ambizioni che sono legate alla tutela della biodiversità e del clima, ed è del tutto collegato e funzionale ai Sustainable Development Goal, una visione quindi coordinata e unica, molto importante. È articolato e organizzato in 4 obiettivi, 3 temi, 23 traguardi e scopi, anche attento alla comunicazione perché è stato formulato uno slogan 30 per 30, 30% di territorio protetto entro il 2030. Non abbiamo tempo di andare nel dettaglio, il materiale che vi illustro vi rimarrà a disposizione e potrete guardarlo con più calma. Questa comunque è una rappresentazione grafica della complessità e articolazione del sistema di temi e di traguardi o scopi del Global Biodiversity Framework. Come vedete, molto molto analitica, e ancora più analitica è la serie dei singoli criteri e soglie che per ogni traguardo e scopo sono stati definiti. Un aspetto molto positivo è il fatto che almeno a livello scientifico questo documento è il frutto di un lavoro misto e quindi da una cooperazione tra le 2 convenzioni che vi ho ricordato, clima e biodiversità. Addirittura si è incominciato di recente a pubblicare rapporti misti dell'IPCC e dell'organismo parallelo di carattere scientifico che sta alla base della Convenzione per la biodiversità, l'IPBES. Bene, questo era il quadro internazionale, gli schemi di politica che sovrintendono poi anche alle scelte su scala regionale e su scala nazionale. Per noi ovviamente un punto fondamentale, imprescindibile di riferimento nella definizione delle politiche per la biodiversità è l'Unione Europea. È l'Unione Europea con il suo grande programma, il New European Green Deal, che come vedete da questo grafico, di cui ovviamente non ho la pretesa di considerare gli elementi particolari, è un insieme estremamente articolato e complesso di campi d'azione, tra loro logicamente collegati. Soltanto per darvi uno spaccato, una chiave di interpretazione, in effetti qua voglio soltanto colpire la vostra attenzione sulla ricchezza e complessità del quadro normativo. Ecco, sulla destra della slide avete indicazioni sulle direttive, regolamenti, linee guida che sono stati approvati o sono in fase di approvazione collegate alle tematiche di nostro interesse. Bene, il sistema è estremamente articolato e complesso, e questa slide vi dà un ulteriore elemento più specifico connesso alle politiche e alle azioni e strumenti che vengono messi in atto in questi ultimi anni nel campo della tutela della biodiversità. Vedete in alto, sotto l'etichetta del New Green Deal, la strategia della biodiversità, ma tante altre strategie che hanno a che fare con la biodiversità stessa.
Queste sono portate avanti da un insieme di direzioni generali della Commissione europea e rese operative attraverso una serie di regolamenti, a volte direttive, linee guida. E qua vedete la ricchezza di strumenti di cui ci siamo dotati. Ovviamente strumenti così numerosi e così ambiziosi in molti casi che esistono problemi di presenza di un quadro di coerenza di carattere generale, di compatibilità, di collegamento logico, di sinergia tra tutti questi azioni e strumenti. E volendo esaminarne soltanto quelli che costituiscono gli elementi fondamentali di riferimento, dobbiamo evidentemente partire dalla strategia dell'Unione Europea per la biodiversità al 2030. Questa è una sintesi, io non voglio assolutamente entrare nel dettaglio, ci sono qualche dato, qualche indicazione anche numerica importante di riferimento. Guardate per esempio gli obiettivi al 2030 per i siti Natura 2000, 2030 e anche oltre in effetti in questo caso, abbastanza ambiziosi. Guardate quanto si dice per gli ecosistemi urbani, nessuna perdita di superficie verde in ambito urbano, il ripristino entro il 2030 di 25.000 chilometri di fiumi a flusso libero nell'Unione Europea, l'inversione della diminuzione delle popolazioni di impollinatori entro il 2030, anche questo molto ambizioso, e per gli ecosistemi agricoli e forestali anche una serie di indicatori da rispettare, in entrambi i casi selezionando tra i 3 per i sistemi agricoli e i 7 tra quelli forestali, quelli più adatti a rappresentare i problemi di tutela della biodiversità nei 27 paesi dell'Unione Europea. Veramente una ricchezza e una complessità di obiettivi che fa impressione. Fa impressione soprattutto, direi, che solleva un problema, che è quello del tema dei finanziamenti, perché tenete in considerazione che nella strategia per la biodiversità dell'Unione Europea si fanno affermazioni anche molto pesanti, assolutamente condivisibili in linea teorica, come quella che non dobbiamo soltanto applicare, cosa che facciamo ormai da decenni, il principio chi inquina paga, ma chi usa paga, who benefit pay, che in altri termini significa che se noi traiamo beneficio da funzione di tutela della biodiversità, ad esempio di parte dell'agricoltura o di parte delle attività forestali, dobbiamo compensare per questi servizi i gestori agricoli e forestali. O l'affermazione che ogni vincolo di carattere ambientale deve prevedere indennizzi, cosa che nella situazione attuale è ben lontana dall'essere realizzata. Il prevedere che se vengano spesi 20 miliardi di euro all'anno per la tutela della natura da parte dei paesi dell'Unione Europea, che si crea un centro di conoscenza per la biodiversità, che si raddoppino i flussi finanziari per la tutela della biodiversità nei paesi in via di sviluppo. E si tratta di obiettivi realmente molto ambiziosi che pongono il problema come finanziare questi interventi. Fra l'altro in un'epoca, l'epoca recente, in cui stiamo, anzi abbiamo deciso, il Parlamento europeo ha deciso di stanziare 800 miliardi di euro per il programma di aumento dell'armamento europeo. Evidentemente non si tratta di un armamento carbon neutral, non si tratta di fucili in legno che sparano pallottoli di sughero, ma si tratta di armamenti molto carbon intensive in un periodo di prospettive economiche che se non sono recessive, sono certamente quelle di stagnazione. Oltretutto abbiamo adesso uno strumento molto di carattere operativo e con scadenze molto ravvicinate da mettere in atto, che è la legge, e in effetti è un regolamento, per il restauro della natura. E anche in questo caso vengono ripresi alcuni degli obiettivi della strategia e resi ancora più cogenti, più specifici,
relativamente alle zone terrestri e marine in cui ci sono condizioni di particolare degrado e che devono essere ripristinate. Tenete in considerazione che questo problema del come finanziare gli interventi in effetti è preso in considerazione dalla Commissione europea, dall'Unione europea, con tante di quelle linee operative che prima vi ho soltanto fatto immaginare con il riquadro degli interventi che ho presentato all'inizio parlando di Unione Europea. Tra le tante linee di attivazione di strumenti finanziari ci sono le linee guida per i pagamenti dei servizi ambientali da utilizzare da parte di soggetti privati. C'è il regolamento sui crediti da attività agricole e forestali e di uso dei prodotti legnosi con lunghi cicli di produttivi e che hanno effetti di rimozione del carbonio, di cui vi darà un qualche elemento di informazione Francesca tra qualche minuto. Si è parlato sempre più insistentemente in questi ultimi mesi, tra cui proprio la notizia di pochi giorni fa, di un intervento specifico normativo per i crediti in natura. Si sta adesso approvando una roadmap per attivare in tempi abbastanza veloci questo ulteriore strumento. Le linee guida sulla gestione forestale più vicina alla natura, che sono state già approvate dall'Unione Europea e che probabilmente daranno corso a un nuovo standard e a un nuovo schema di certificazione che si affiancherà a FSC e PFC. Insomma, l'Unione Europea certamente è molto attiva nell'enunciazione di obiettivi e nella definizione di strumenti operativi con grandi implicazioni di carattere finanziario. Grazie al cielo, ci sono anche una serie di operatori profit e non profit private che su base volontaria evidentemente definiscono, stanno adottando un set di obiettivi ambiziosi, tra cui questa importante iniziativa condivisa da un numero crescente di imprese e di altre organizzazioni per diventare net positive dal punto di vista della tutela della biodiversità entro il 2030 per andare a un recupero totale della biodiversità al 2050. Iniziative che portano alla creazione di network tra i diversi operatori che si impegnano su base volontaria, questo è uno dei più noti, la Nature Positive Initiative, e che accompagnano, seguono, creano sinergie o dovrebbero creare sinergie con le iniziative più di carattere pubblico, comunitario e degli organismi internazionali. Finisco ricordandovi che evidentemente non dovremmo dimenticare quello che a livello statale viene realizzato, quello che viene approvato per mettere in atto gli strumenti che prima in parte abbiamo ricordato. Il Piano Nazionale di Ripristino della Natura, adesso per esempio si è deciso che rispettando la tempistica definita dalla Commissione europea verrà coordinato dall'ISPRA. Sono stati da pochi giorni sono in via di approvazione le linee guida per l'istituzione del registro pubblico del credito del carbonio, grazie al fatto che il Ministero dell'Ambiente ha finalmente dato il proprio consenso all'approvazione della bozza del decreto. È stata approvata una legge per il consumo del suolo di 160 milioni di euro, è stato approvato un decreto interministeriale per il Made in Italy che prevede nelle pieghe degli interventi finanziari previsti anche 25 milioni di euro per il vivaismo, a supporto ovviamente della Land Restoration Law. Bene, con questo ho finito, vi ringrazio e spero che il materiale che abbiamo
sia utilizzabile per ulteriori approfondimenti. Interrompo la condivisione per dare di nuovo la parola a Giacomo. Grazie. Grazie Davide. Allora la riprendo io. Ok, perfetto. Allora la riprendo io per parlare, dopo questo inquadramento generale, parlerei un po' più specifico di due quanti driver, quanto due direttive europee che possono essere, diciamo, trainare il settore privato nel portare attenzione e anche investimenti su queste progettualità. Quindi la prima è la direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Sostenibilità ci riferiamo a, diciamo, componenti ambientali, sociali e di governance, quindi con l'acronimo ESG. È una direttiva che promuove la sostenibilità, riguarda il settore privato, promuove la sostenibilità e l'allineamento agli obiettivi del Green Deal europeo. È stata, diciamo, emanata, attuata in sostituzione alla Non Financial Reporting Directive, che era precedente, e ne comporta un allargamento del perimetro, come vedremo dopo, e ha implicazioni quindi sul settore privato, perché già le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti sono soggetti a questa direttiva, e progressivamente verrà applicata anche da altre grandi imprese e dalle piccole e medie imprese quotate. Vedete gli anni. In realtà sulle tempistiche, ecco, il 2025 doveva essere già un periodo di reportistica per le altre grandi imprese, però una recente direttiva che ha preso il nome di Stop the Clock, proprio di aprile di quest'anno, ha sostanzialmente rinviato l'applicazione di alcune direttive, tra cui questa, per, diciamo, fa parte di un pacchetto che si chiama Omnibus, che vedremo anche dopo, e che si propone di semplificare e posticipare alcune direttive per semplificare la pressione amministrativa sulle imprese nel rispetto comunque degli obiettivi del Green Deal. Questo almeno è quello che trovate scritto. Quindi questa è sicuramente, al di là dei rinvii, un'opportunità che può spingere il settore privato ad investire nella riduzione delle esternalità negative e nella generazione di impatti positivi su ambiente e società. Dicevo prima gli elementi chiave. Il primo è sicuramente l'estensione del perimetro di applicazione rispetto alla Non Financial Reporting Directive a tutte le imprese quotate nei mercati finanziari e tutte le imprese che non quotate, che soddisfano due dei tre criteri, tra cui 250 dipendenti, 25 milioni di euro di attivo patrimoniale e o 50 milioni di euro di ricavi netti. Vi parlavo prima del pacchetto Omnibus. Le modifiche che vedete in rosso sono perché questo pacchetto, che è stato emanato a febbraio 2025, forse mi sbaglio, non lo so, non mi ricordo precisamente, forse ho sbagliato a scrivere, però contiene delle proposte di modifica che porterebbero, ecco, questo criterio non a 250 dipendenti ma a 1000 dipendenti. Quindi qui, ad esempio, nell'infografica di destra vedete che era un'infografica realizzata prima di queste proposte di modifica contenute nel pacchetto Omnibus, però comportava un'estensione sostanziale delle imprese soggette a CSRD, perché se prima erano 300 a livello italiano, adesso sarebbero 7000. Un altro elemento chiave è quindi l'integrazione della rendicontazione di sostenibilità nel bilancio di esercizio in un'apposita sezione. Questa rendicontazione avverrebbe attraverso uno standard unico europeo di rendicontazione, che è proprio l'European Sustainability Reporting Standard, quindi ESRS, questo è l'acronimo,
e un sistema di taggatura digitale di dati rilevanti per la costruzione di un database europeo di informazioni ESG, e poi l'obbligo di revisione che diciamo, prima del pacchetto Omnibus doveva essere, diciamo, doveva raggiungere un livello ragionevole, e che però adesso sembra che sia stato tolto questo vincolo, e quindi dovrebbe essere, diciamo, un obbligo di revisione limitato, più leggero, diciamo, per le imprese. Allora, abbiamo da un lato la CSRD che richiede alle imprese di produrre la reportistica, diciamo, non finanziaria, quindi quella che riguarda le componenti ambientali e sociali di governance. Dall'altro vedete qui in alto a destra anche il regolamento sulla divulgazione delle informazioni finanziarie relative ai prodotti finanziari sostenibili, che è quindi un regolamento che riguarda gli operatori finanziari. E questi due elementi si parlano attraverso la tassonomia europea, che è un sistema comune che va proprio di linguaggio, che va a definire quando un'attività economica può essere considerata sostenibile, quindi nell'ottica di migliorare la trasparenza sulla comunicazione delle imprese. E quindi capite bene che diciamo, se un'impresa volesse accedere a dei prodotti finanziari, come possono essere dei prestiti, ad esempio, dei prestiti, diciamo, verdi, di pacchetti finanziari sostenibili, questa deve poter dimostrare che la propria attività è un'attività sostenibile. Quindi tutto questo insieme di direttive, tassonomie, regolamenti che vedete rappresentati in questa slide vuole aumentare sicuramente la trasparenza rispetto a ciò che può essere considerato sostenibile, e quindi dare delle indicazioni anche al mondo della finanza nel modo poi di andare a finanziare questa attività. Scusate, ok. Ecco, se la CSRD ci indica il chi e il cosa, questo sostanzialmente è la metrica, questi sono gli standard europei per la rendicontazione di sostenibilità, e vedete che ci sono dei principi trasversali che sono due, dei principi tematici che sono tre, che sono i principi sociali, ambientali e di governance, vedete da cosa si compongono, e poi ci sono altri principi che non sono rappresentati in questa slide, che sono i cosiddetti principi settoriali, su cui poi le imprese andranno a rendicontare. Per i principi ambientali vedete che sono considerate all'interno di questo panel di standard anche cambiamenti climatici, inquinamento, acque e risorse marine, quindi un'attenzione anche sull'utilizzo delle risorse idriche, e biodiversità ed ecosistemi soprattutto, e uso delle risorse di economia circolare. Quindi questo è quello che ci interessa per oggi, quantomeno. Ok, la CSRD introduce il concetto di doppia materialità, che si riferisce quindi all'analisi e alla valutazione di come le questioni ambientali, sociali e di governance influenzino non solo la performance finanziaria di un'azienda. Al contempo abbiamo le attività aziendali che impattano sulle questioni sociali e ambientali. Quindi in questo caso si parla non di materialità finanziaria, ma di materialità esterna o di impatto. Tutti questi concetti assumono un'importanza, come dicevo prima, rilevante nel momento in cui un operatore finanziario decide di dare importanza non solo alla rendicontazione finanziaria, cioè alle performance finanziarie di un'azienda, ma anche all'impatto che le aziende e le imprese hanno su ambiente e società. L'altra direttiva di cui volevo parlarvi è la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità, la cosiddetta CSDDD, con 3D, e la due diligence si riferisce alla condotta dovuta, la corretta condotta, ecco, delle imprese, e mira a garantire che le imprese gestiscano i rischi
legati ai diritti umani, al cambiamento climatico e agli impatti ambientali lungo tutta la loro catena di fornitura. Quindi vedete che inizialmente erano indicati fornitori diretti e indiretti, sempre in conseguenza alle modifiche proposte dal pacchetto Omnibus, adesso si dovrebbe concentrare solamente sui fornitori diretti. È una direttiva, non c'è scritto qui, però che è stata, diciamo, diventata operativa nel 2024, ma gli Stati membri hanno tempo 2 anni per trasferire, ecco, il livello dalla direttiva europea a livello nazionale, e che quindi prossimamente si applicherà alle imprese con più di 1000 dipendenti e almeno 450 milioni di euro di fatturato, quindi alle imprese grandi, e comporta degli obblighi e responsabilità che sono quindi l'integrazione di questa due diligence, di questa condotta nei processi aziendali e nella catena di fornitura, la mappatura dei rischi ambientali e sociali propri e dei partner, intesi come fornitori, e l'adozione di un piano di transizione climatica, questo è molto importante. Sembra che queste modifiche abbiano tolto invece l'obbligo di rescindere i contratti con i fornitori non conformi e di responsabilità, scusate, civile in caso di danni evitabili. Quindi come si parlano CSRD e CSDDD? La prima ci dice, impone di rendicontare ciò che questa direttiva invece impone di fare. Un collegamento anche a quanto diceva Davide Pettenella prima, quindi al Global Biodiversity Framework, perché in particolare il Target 15 ci parla di coinvolgimento delle imprese nella valutazione, divulgazione e riduzione dei rischi degli impatti negativi sulla biodiversità, considerando l'intera catena di fornitura. E l'obiettivo di questo target è quindi ridurre progressivamente gli impatti negativi su queste componenti e promuovere modelli di produzione sostenibili, e chiaramente non è un accordo, è un quadro, diciamo, vincolante per le imprese, ma se non altro può essere oggetto di regolamentazioni, come ad esempio la CSRD, e usato come leva per promuovere le partnership pubblico-private. Allora, abbiamo parlato principalmente di privati, ma quale può essere il ruolo per gli enti pubblici? Quello di anticipare questo bisogno che ci sarà del settore privato e quindi capire innanzitutto all'interno del proprio perimetro di amministrazione quali sono i soggetti privati interessati alla SSRD e entro quali termini, poi far partire effettivamente progettualità pubblico-private di tipo ambientale ma anche sociale, e quindi promuovere, ecco, investimenti dal settore privato, e con ad esempio delle proposte di collaborazione, di progettualità e di collaborazione da indirizzare a soggetti privati. È una soluzione, quindi, vista da questo punto di vista, che è doppiamente vincente, perché gli enti pubblici mettono in piedi dei progetti per cui magari prima non avevano finanziamenti, ma di cui beneficia la collettività, e i soggetti privati invece hanno degli elementi per poter rendicontare il proprio, cioè per poter compilare, ecco, il proprio bilancio di sostenibilità, e magari anche per poter accedere ai finanziamenti degli investitori, e poi certamente hanno anche più visibilità, perché è giusto poi dare visibilità a chi decide di intraprendere percorsi di questo tipo virtuosi. Un esempio concreto potrebbe essere quello operato sullo standard E4, quindi biodiversità ed ecosistemi. Possiamo avere ad esempio un piano regolatore comunale che contiene un tematismo, che è quello della rete ecologica, che evidenzia la necessità di nuove aree di natura forestale o di altre categorie di habitat di interesse per la biodiversità, o per migliorare le connessioni esistenti nel territorio. Dall'altra parte abbiamo dei soggetti che sono interessati a effettuare investimenti sostenibili,
e quindi a seguito, diciamo, dell'identificazione dell'area o delle aree oggetto di intervento, un comune o un ente pubblico potrebbe pubblicare una manifestazione di interesse per raccogliere adesioni da parte del settore privato, selezionare poi i propri supporter, realizzare il progetto e poi garantire, diciamo, una comunicazione coordinata tra pubblico e privato per dare visibilità a entrambi. Allora, su questo interrompo la presentazione e lascio la parola a Francesca Brusa, collega di Etifor, per approfondire invece quali sono gli approcci di mercato per valorizzare i servizi ecosistemici di cui... Dunque, buongiorno a tutti. Come appunto anticipava Giacomo, insieme esploriamo gli strumenti di finanziamento per la biodiversità e quindi modi concreti con cui possiamo effettivamente mobilitare fondi per proteggere e valorizzare biodiversità e natura. Nelle prossime slide vedremo una panoramica degli strumenti esistenti che già qui potete vedere abbiamo categorizzato in pubblici, privati e misti. Noi all'interno di questo webinar ci concentreremo soprattutto sugli strumenti di finanziamento misti, poiché appunto sono quelli che riescono a coniugare maggiormente l'effort del settore pubblico e del settore privato. Quindi cominciamo con gli strumenti di finanziamento pubblico. Qui vedete che li abbiamo ulteriormente categorizzati in strumenti pubblici europei diretti e indiretti e strumenti pubblici invece a livello nazionale. Conoscerete sicuramente gli strumenti europei con gli strumenti europei diretti delle linee di finanziamento LIFE, Horizon Europe e Biodiversa Plus. Come anche immagino conoscerete gli strumenti europei indiretti, quindi gestiti poi da istituzioni e governi degli Stati membri, degli ecoschemi e pagamenti agroclimatico-ambientali della PAC. Per quanto riguarda gli strumenti pubblici a livello nazionale, abbiamo citato qui politiche fiscali e di bilancio e sussidi e aiuti. Su questo vale forse una riflessione ulteriore, nel senso che chiaramente i governi nazionali hanno il potere di influenzare e orientare le proprie economie attraverso l'utilizzo della tassazione, della pianificazione del bilancio, della spesa pubblica, delle riforme dei sussidi dannosi, come anche Giacomo anticipava prima. E un dato che conviene ricordare è che attualmente i bilanci governativi rappresentano la principale fonte di finanziamento per la conservazione della biodiversità, questo a livello globale. Quindi è facile comprendere la rilevanza che gioca il settore pubblico e in questo caso le politiche a livello nazionale in termini di mobilitazione di capitale per la salvaguardia della biodiversità. Passiamo agli strumenti privati. Qui abbiamo elencato strumenti assicurativi e altri strumenti di gestione del rischio. Con questa categoria di fatto intendiamo tutte le azioni intraprese da istituzioni finanziarie come possono essere banche o assicurazioni per comprendere e gestire meglio i rischi per la biodiversità derivanti dai loro investimenti. Quindi si tratta di tutto quel pacchetto di strumenti di valutazione che gli investitori adottano e che permettono loro di analizzare i rischi e prendere decisioni consapevoli e informate, evitando da un lato investimenti che potrebbero avere impatti negativi sulla biodiversità, oppure dall'altro scegliendo di investire in ambiti che producono invece effetti positivi sulla biodiversità. Subito dopo trovate l'impact investing. Si tratta di una strategia di investimento che mira a generare un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, insieme ovviamente ad un ritorno finanziario, e trovate tra parentesi l'insetting, che è uno degli approcci più comunemente utilizzati
all'interno dell'impact investing, che implica ridurre le emissioni all'interno della propria filiera, all'interno della propria area di influenza, quindi sicuramente assumendosi un ruolo attivo e diretto nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Concludiamo poi con contributi filantropici e ambientali che appunto, a differenza di quelli precedenti, non considerano in maniera diretta un ritorno finanziario. Per quanto riguarda gli strumenti pubblico-privati, abbiamo gli strumenti finanziari come Green Bonds, Environmental Impact Bonds e Green Loans. Questi sono i cosiddetti prodotti finanziari green, quindi Green Financial Products. Sono in effetti un insieme di strumenti finanziari, principalmente di debito e di capitale proprio, che di fatto facilitano il flusso di capitali di investimento verso aziende e progetti in grado di generare un impatto positivo per la biodiversità. Concludiamo poi con quello che sarà il focus di questo ciclo di formazione, quindi gli strumenti di mercato e i partenariati pubblico-privati. Tra gli strumenti di mercato approfondiremo maggiormente i PES, i crediti di carbonio e i crediti di biodiversità, di cui avrete dettagli e informazioni in più nella sessione di domani. Iniziamo quindi con i pagamenti per i servizi ecosistemici, che ricordiamo hanno l'obiettivo di stimolare la produzione di esternalità positive, stimolare la produzione di benefici, trasformandoli in veri e propri prodotti scambiabili sul mercato. Ecco perché parliamo appunto di strumenti basati sulla creazione di mercati. Affinché uno schema PES possa essere costituito devono essere rispettate 5 condizioni. La prima, l'individuazione di un ben definito servizio ecosistemico da cambiare, sicuramente la presenza di almeno un compratore, come anche sicuramente la presenza di almeno un venditore, la volontarietà della commercializzazione del servizio ecosistemico e infine la condizionalità del pagamento, in base alla quale il produttore è obbligato ad agire attivamente per garantire la continuità del servizio ecosistemico nel tempo. È chiaro che non sempre queste 5 condizioni vengono rispettate e infatti spesso alcuni PES vengono attuati nell'ambito di quadri, framework normativi obbligatori. In queste circostanze, mancando il requisito della volontarietà, si parla di quasi PES o PES-like in inglese, magari avete incrociato questa denominazione. In più trovate l'addizionalità, quindi l'addizionalità implica che i risultati in termini di benefici siano direttamente attribuibili all'intervento del progetto, quindi significa che noi dobbiamo dimostrare in un certo senso che quei risultati non si sarebbero verificati in assenza di tale intervento. Diciamo, per quanto riguarda la governance dei PES, quindi gli attori che si muovono all'interno dello schema PES, questo quadro degli attori che interviene nella governance è spesso complesso, eterogeneo, diversificato, proprio perché gli attori cambiano in funzione di molti fattori, quindi come ad esempio il servizio ecosistemico considerato, cambiano sulla base della scala geografica di applicazione, cambiano sulla base del grado anche di coinvolgimento degli stakeholder coinvolti nello schema. In generale però possiamo sicuramente identificare alcune categorie di attori, no? che ritroviamo. Gli organismi normatori sono ad esempio Commissione europea, governi nazionali, agenzie ambientali che appunto sviluppano norme e regolamenti su diverse scale che facilitano, incoraggiano e promuovono la nascita dei PES.
I fornitori, ne parlavamo prima, i fornitori sono ad esempio agricoltori, proprietari forestali, enti parco, gestori di aree naturali che quindi appunto gestiscono ecosistemi, gestiscono aree naturali e quindi sono coloro che forniscono il servizio ecosistemico, in questo caso da commercializzare. Per quanto riguarda i beneficiari, parliamo di cittadini, di aziende, di enti pubblici che godono quindi dei benefici dei servizi ecosistemici che vengono forniti dalla categoria precedente e che quindi beneficiando dei servizi ecosistemici possono anche essere gli acquirenti che finanziano i PES. Continuando un po' nella panoramica di chi sono gli attori, da citare sicuramente anche gli intermediari, che possono essere ONG, consorzi di bonifica, enti locali, associazioni di categoria. Tutti questi attori facilitano il funzionamento del PES, proprio anche grazie alla conoscenza dei contesti territoriali di riferimento, conoscenza delle relazioni tra gli stakeholder e anche talvolta delle modalità di gestione dei fornitori dei servizi ecosistemici. E infine i progettisti, quindi un ruolo meramente più tecnico, più pratico, ricoperto solitamente da università, centri di ricerca, società di consulenza o associazioni che appunto forniscono un supporto tecnico-scientifico per progettare e monitorare i PES e ne garantiscono l'efficacia e l'adattabilità al contesto territoriale. Parlavamo prima appunto della governance dei PES, quindi quanto questa governance può essere differenziata in funzione di diversi fattori. Uno fra questi è sicuramente il ruolo ricoperto dall'ente pubblico. Questo assume una particolare importanza perché appunto il soggetto pubblico può essere sia acquirente che normatore che entrambi e a seconda del ruolo che ricopre parliamo di PES privati nel caso in cui il soggetto pubblico non ricopra né il ruolo di acquirente né il ruolo di normatore, parliamo invece di PES pubblici nel momento in cui il soggetto pubblico è acquirente, quindi nel momento in cui il PES è finanziato dagli enti pubblici. Parliamo invece di PES per la compensazione economica quando il soggetto pubblico ricopre il ruolo sia di normatore che di acquirente. Quindi parliamo di PES che vengono utilizzati per compensare economicamente chi subisce delle restrizioni nell'uso delle risorse naturali a causa di normative ambientali. È chiaro che lo sviluppo di un meccanismo PES porta con sé opportunità e anche aspetti di criticità. Sicuramente fra le opportunità citiamo l'integrazione dei finanziamenti pubblici e privati, l'aumento delle opportunità e integrazione del reddito di gestori pubblici e privati, l'aumento della coerenza di progetti e programmi territoriali, questo soprattutto attraverso la collaborazione e i processi partecipativi tra gestori e beneficiari finali, e questa collaborazione ci permette anche quindi di promuovere una governance condivisa delle risorse naturali. Infine citiamo sicuramente il ruolo dei PES in supporto al contrasto ai fenomeni di free riding, quindi in contrasto a tutti quei comportamenti di chi beneficia di un bene o di un servizio collettivo senza contribuire alla sua realizzazione, al suo mantenimento. Tra gli aspetti di criticità, qui abbiamo suddiviso aspetti di criticità prima dello sviluppo del meccanismo PES e dopo l'effettivo sviluppo del meccanismo. Quindi prima sicuramente ci possono essere condizioni in cui il contesto socio-economico e politico, ma anche il contesto culturale pongono dei limiti alla creazione di un meccanismo PES, pongono anche magari dei limiti proprio all'identificazione della domanda, come anche dopo lo sviluppo di uno schema PES si possono incontrare difficoltà in termini di leakage, quindi la possibilità che
l'applicazione di pratiche di gestione conservative imposte dallo schema PES in un territorio sposti la pressione su altre aree circostanti, quindi di fatto viene delocalizzato l'impatto delle zone oggetto del pagamento per il servizio ecosistemico. Un'altra criticità è sicuramente la permanenza, quindi la difficoltà di garantire la durata nel tempo degli interventi e delle pratiche di gestione. L'effetto dell'incentivo perverso, quindi la possibilità di alterare il comportamento dei fornitori del servizio ecosistemico che potrebbero essere incentivati a quel punto solamente in cambio di un effettivo pagamento. Il link causa-effetto con il quale intendiamo una criticità, una problematica che può riguardare la corretta identificazione dei fornitori dei servizi ecosistemici e quindi anche delle pratiche di gestione che inducono ad un effettivo aumento del servizio ecosistemico considerato, e poi infine impatti derivanti dai cambiamenti climatici e importi non sufficienti nel caso in cui si tratti di un meccanismo volontario. Questo è un po' il punto sui pagamenti per i servizi ecosistemici. Sicuramente poi con i casi studio che andremo ad affrontare si entrerà ancora di più nel dettaglio. Passiamo adesso al mercato del carbonio. Anche qui abbiamo una distinzione fra quello che è il mercato del carbonio regolamentato e il mercato del carbonio volontario. Diciamo, la differenza è presto detta. Il mercato del carbonio regolamentato è istituito da governi e da organismi internazionali e funziona all'interno di quadri normativi vincolanti, mentre il mercato volontario del carbonio si sviluppa al di fuori di obblighi normativi e quindi consente ad organizzazioni, aziende e individui di acquistare crediti per compensare volontariamente le loro emissioni di gas serra. Quindi l'esempio più comunemente utilizzato è quello che riguarda le aziende. Le aziende all'interno del mercato volontario di carbonio acquistano crediti per raggiungere obiettivi di sostenibilità, per compensare le proprie emissioni, per migliorare anche la reputazione aziendale e agiscono in maniera per l'appunto volontaria. Questo di fatto che vedete in slide è un po' il quadro di riferimento, il quadro normativo, il quadro regolatorio di riferimento per il mercato volontario del carbonio a livello internazionale, europeo ed italiano. A livello internazionale citiamo l'Accordo di Parigi, articolo 6 nello specifico. Nonostante l'Accordo di Parigi non regoli direttamente i mercati volontari, ma regola piuttosto la cooperazione fra stati, la cooperazione internazionale per ridurre le emissioni di gas serra. Quindi si riferisce ai meccanismi di cooperazione internazionali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Non regola appunto direttamente il mercato volontario del carbonio, ma fornisce sicuramente un quadro concettuale molto utile per far sì che il mercato volontario del carbonio sia quantomeno complementare a quello invece regolamentato. Per quanto riguarda il livello europeo, lo citava il professor Pettenella poco fa, abbiamo il regolamento per la certificazione delle rimozioni del carbonio. Questo regolamento istituisce un quadro di certificazione volontario a livello europeo ed è stato appunto concepito per promuovere l'integrità ambientale, la fiducia e la comparabilità nella quantificazione e nella verifica effettiva delle rimozioni del carbonio. Nella slide successiva poi faremo un approfondimento sulle attività che sono previste all'interno del regolamento. Concludiamo con il livello italiano nel quale troviamo il registro pubblico dei crediti di carbonio agroforestali che è stato istituito presso il CREA e per il quale sono in corso di elaborazione le linee guida per la definizione dei criteri.
accumulando sicuramente del ritardo rispetto all'istituzione del registro. Nonostante questo ritardo, ecco, si sta comunque lavorando per poter fornire anche a livello nazionale un'infrastruttura, una cornice specifica per promuovere progetti agroforestali e anche per promuovere il loro accesso ai mercati volontari del carbonio. Come dicevo prima, appunto nelle prossime 2 slide cerchiamo di identificare qualche punto fermo, qualche punto fondamentale del regolamento per le certificazioni delle rimozioni del carbonio. Queste che vedete in infografica sono i settori, le attività incluse all'interno del regolamento, quindi parliamo di carbon farming, stoccaggio permanente, stoccaggio di carbonio nei prodotti. Queste attività sono classificate, come vedete, in base alla durata dello stoccaggio, quindi temporaneo e permanente, e da questi 3 settori, che comprendono anche approcci e caratteristiche differenti, ne derivano unità certificate proprio anche differenti. Quindi non viene utilizzata la stessa unità certificata per parlare delle 3 diverse attività. Quello che sicuramente lega in egual modo le unità certificate emesse nell'ambito del regolamento europeo è il fatto che possono essere utilizzate per supportare le dichiarazioni climatiche aziendali e quindi possono contribuire a rispondere a iniziative e a direttive come ad esempio la CSRD di cui vi parlava Giacomo poco fa. Andando ancora di più nel dettaglio, abbiamo 3 elementi fondanti quando parliamo del regolamento europeo per la certificazione delle rimozioni di carbonio. Lo possiamo pensare proprio come un sistema armonizzato di criteri di qualità, di metodologie di certificazione e di regole per il funzionamento e il riconoscimento degli schemi di certificazione che vengono applicate ad un'ampia varietà di attività di rimozione in tutta l'Unione Europea. Per questioni di tempo mi concentro principalmente sui criteri di qualità che di fatto costituiscono un po' il cuore della credibilità, dell'integrità ambientale e della trasparenza di tutto il sistema. Questi criteri che rientrano sotto l'acronimo Quality sono stati progettati per garantire che le attività certificate di rimozione del carbonio e di riduzione delle emissioni di fatto apportino benefici climatici reali, misurabili e verificabili. Quindi infatti vedete fra i criteri abbiamo la quantificazione, con la quale intendiamo una misurazione accurata, completa, trasparente della rimozione netta di carbonio, l'addizionalità, un po' come dicevamo prima, quindi una dimostrazione che l'attività certificata vada oltre gli obblighi legali esistenti e una dimostrazione del fatto che non si sarebbe realizzata senza l'effetto incentivante della certificazione. Lo stoccaggio, il monitoraggio e responsabilità. Questi criteri provano che il carbonio è immagazzinato per un periodo di monitoraggio rilevante. E infine la sostenibilità, quindi garantire la conformità a tutte quelle garanzie, criteri ambientali e sociali, incluso il principio di non arrecare danni significativi. In altre parole, si chiede che appunto questi crediti dimostrino anche dei co-benefici in termini di biodiversità, di salute del suolo, di protezione degli ecosistemi, allineando sempre di più gli sforzi per la rimozione del carbonio a tutti quegli obiettivi che citava il professor Pettenella prima, rientranti nella cornice del Green Deal e nello specifico nella cornice della Nature Restoration Law. Ecco, qui poi nella slide avete dettagli su il processo di certificazione.
Questo si basa sulla verifica indipendente da terze parti, vengono inclusi degli audit iniziali ma anche degli audit periodici, quindi di ricertificazione, sempre per garantire il rispetto a tutti i criteri normativi. E una volta convalidati agli operatori certificati vengono assegnate appunto queste unità certificate che sono tracciabili e sono archiviate nel registro dell'Unione, che sarà attivo a partire dal 2028. Con questa slide, diciamo, potete avere un po' una panoramica dell'andamento e delle dimensioni del mercato volontario del carbonio, a partire ovviamente sempre mercato volontario del carbonio, a partire dal 2023 il mercato volontario del carbonio è stato valutato circa 723 milioni di dollari. E come potete vedere ha registrato una significativa contrazione rispetto al picco di oltre 2 miliardi di dollari raggiunto nel 2021. Diciamo, diversi fattori hanno causato la contrazione che vedete nel grafico. Sicuramente ha giocato un ruolo anche la copertura mediatica che c'è stata negli ultimi anni rispetto al mercato volontario del carbonio. Diverse inchieste hanno svelato gravi carenze in molti dei progetti per la compensazione delle emissioni, quindi mettendone in dubbio l'efficacia e l'integrità, e il tema del greenwashing è diventato sempre più anche connesso purtroppo al mercato volontario del carbonio, anche talvolta ingiustamente, perché comunque ricordiamo che questo è a tutti gli effetti uno degli strumenti che mobilita in ogni caso capitale e finanziamenti per la salvaguardia della biodiversità e della natura. Per quanto riguarda le ultime stime, possiamo dire che i dati preliminari del 2024 suggeriscono dei segnali iniziali di stabilizzazione del mercato, e anche le prospettive future sono molto rosee, diciamo, perché le prospettive, ad esempio, citate dalla Banca Mondiale affermano che il mercato volontario del carbonio potrebbe raggiungere un valore compreso tra i 10 e i 40 miliardi di dollari entro il 2030. Quindi i crediti di carbonio rimangono comunque uno strumento molto rilevante e anche in termini proprio di dimensioni economiche. A questo dato si aggiunge il fatto che nel 2023 c'è stata una preferenza crescente per crediti di alta qualità, in particolare crediti che appunto possano dimostrare co-benefici sia in termini ambientali e sociali. Con quest'ultima slide, diciamo, chiudiamo un po' il discorso sul mercato dei crediti di carbonio. Abbiamo parlato di integrità, abbiamo parlato di criteri di qualità, abbiamo parlato di quali sono stati i rischi che questo settore ha incontrato in termini di colpevolizzazione, in termini di greenwashing, e quindi diciamo un messaggio che deve essere sicuramente ripreso è il fatto che per mitigare efficacemente il proprio impatto climatico ed evitare rischi di greenwashing, le aziende o le organizzazioni devono progettare strategie climatiche che siano quanto più solide e complete, che si possano applicare all'intera catena del valore, facendo affidamento a progetti di alta qualità che garantiscano delle riduzioni delle emissioni reali e verificabili.
Un modo per fare questo è sicuramente avere e adottare un approccio che rispetti la gerarchia di mitigazione, che trovate anche in infografica, che cosa ci dice sostanzialmente? Che la compensazione è un po' l'ultimo step di tutta questa gerarchia, no? E che quindi prima di arrivare alla compensazione bisognerebbe esaurire tutte le misure praticabili in ciascuna fase precedente. Chiaramente questo è un po' il filo rosso che lega anche la stessa tematica relativa a biodiversità e ad acqua, è il filo rosso che lega anche l'approccio nature positive di cui parlava il professor Pettenella e che quindi ci dice semplicemente che i criteri di qualità che abbiamo visto prima per la formulazione dei crediti, in questo caso per quanto riguarda il mercato del carbonio, devono incontrare sicuramente l'integrità da parte della domanda. Ultime slide sul partenariato pubblico-privato, quindi un altro degli strumenti pubblico-privati di cui parlavamo all'inizio. Il partenariato pubblico-privato è un modello di cooperazione tra il settore pubblico e privato e risulta utile quando il settore pubblico intende realizzare un progetto che coinvolga un'opera pubblica o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento è in tutto o in parte affidato al settore privato. Questo sicuramente porta dei vantaggi sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici. Chiaramente per il settore privato è una buona occasione per poter mettere a disposizione del settore pubblico le proprie capacità manageriali, commerciali e anche il potenziale innovativo in termini di progettazione, di finanziamento e di gestione di opere di pubblica utilità e ovviamente ne ottiene anche un ritorno economico. Per quanto riguarda i vantaggi per il settore pubblico, si ottiene ovviamente un'ottimizzazione delle risorse disponibili e chiaramente un incremento per la dotazione infrastrutturale del paese. Quest'ultima slide, anzi penultima slide, solamente per ricordare che il partenariato pubblico-privato è una leva strategica differente dall'appalto pubblico, perché in questo caso l'operatore economico si rende promotore di un determinato progetto e diciamo il partenariato pubblico-privato, essendo preceduto anche da una valutazione preliminare di convenienza e di fattibilità, garantisce l'idoneità e magari anche il potenziale innovativo della progettualità che si va a sostenere. Vado velocemente, dato che vedo che siamo anche oltre le 12, concludo diciamo con una slide su quella che è la finanza mista o blend finance, che di fatto non è altro che l'altra faccia della medaglia dell'accordo pubblico-privato. Parliamo di finanza mista quando parliamo di un modello che combina fondi pubblici e capitali privati, creando anche qui un effetto leva, perché di fatto con la finanza mista il denaro pubblico viene usato per ridurre i rischi percepiti dagli investitori privati che diciamo sono sicuramente più propensi a partecipare a progetti che da soli non avrebbero finanziato. Quindi ecco, questa è è stata una panoramica di strumenti per entrare di più nel vivo di quella che è la discussione su come coniugare gli sforzi del settore pubblico e del settore privato e lascio nuovamente la parola a Giacomo per un caso concreto. Grazie mille e scusate se sono andata lunga probabilmente. Grazie a te Francesca, la ringrazio particolarmente anche perché ieri aveva la febbre e oggi è stata in grado di fare la presentazione. Io mi fermerei qua perché siamo già fuori tempo, quindi avevamo pensato di chiudere con un primo caso studio che però lo teniamo domani a questo punto, dove andiamo direttamente sulla presentazione di tutti i casi studio, quindi anche per rispondere ad alcune domande che ho visto. Ringrazio insomma per le domande, ne terremo conto e vi chiederei
l'ultimo minuto di pazienza per tornare invece su questo strumento qui. E potete, se avete ancora aperto la diapositiva sul telefono, tornate lì e dovrebbe aprirsi in automatico, altrimenti inquadrate il codice e rifate la stessa cosa che avete fatto prima. E abbiamo due slide conclusive che comporremo insieme. Cliccate il pollice quando ci siete, così sappiamo quante persone si stanno connettendo. Quindi vedo, siamo una ventina adesso, arriviamo almeno a 30, 24, 26, ancora qualcun altro, 28, 29 e 30, ci siamo. Allora andiamo avanti. Potete chiaramente connettervi anche in corsa. Allora, vi chiediamo, abbiamo citato un po' di direttive, di regolamenti oggi, vi chiediamo, secondo voi, quale impatto avranno sul vostro lavoro queste cose che sono state presentate, che chiaramente sono un po' di alto livello, ma che poi concretamente nei prossimi anni ci aspettiamo abbiano ricadute anche molto pratiche su più di qualche realtà, come magari le vostre organizzazioni, sia a livello di pianificazione, perché si occupa di pianificazione, che magari di rispetto delle direttive, quindi chi magari sarà più coinvolto da un punto di vista di reportistica. Ok, quindi sicuramente la Nature Restoration Law sopra le altre, ok, bene, e un po' meno per quanto riguarda gli strumenti invece pensati per aumentare la sostenibilità nella filiera delle aziende e anche nella, diciamo, la trasparenza nella comunicazione, e invece un pelino di più il Carbon Removal Certification Framework. Ok. Possiamo andare avanti. Concretamente, come credi che questi aspetti possano influenzare il tuo lavoro? Quindi, se volete aiutarci a capire, ecco, in che modo ritenete che ci siano delle ricadute pratiche sul lavoro vostro di tutti i giorni, potete scriverlo in poche parole. Ok, qualcuno non pensa ci siano grandi conseguenze. Opportunità di finanziamento, quindi immagino per gli enti, magari per il settore pubblico, supporto finanziario e culturale, pianificazione, nuovi parametri da considerare, nuove normative che regoleranno e indirizzeranno il lavoro, aumento della consapevolezza e conoscenza, sicuramente dovendosi occupare magari di tematiche nuove, penso alle imprese sulla rendicontazione di sostenibilità, comporterà anche un aumento di consapevolezza. Non ho ruoli specifici, devo crearlo concretamente inserendomi in un progetto, ok. Nuove normative, lavorare di più in termini propositivi e di pianificazione e coinvolgere i privati. Saranno nuove opportunità, pianificazione ancora, progettare in maniera più consapevole, sosterranno interventi di ripristino e conservazione del capitale naturale tra gli operatori economici, ok. Strumenti di supporto all'implementazione delle azioni dei piani per la biodiversità, ok. Scorriamo ancora un po'. Aumento della burocrazia, quindi c'è anche qualcuno che vede in effetti la complessità dell'attuazione di alcune direttive. Misure di compensazione. Ok. Grazie per tutte le risposte. Sto guardando se ce ne sono di diverse. Tecniche di realizzazione dei ripristini ambientali. Finanziamento di interventi di ripristino. Ok, va bene, direi che ci siamo, grazie. Comunque raccoglieremo tutti questi materiali.
e vi restituiremo tutto chiaramente. E ultima slide, la parola che vi portate a casa oggi. Avete una parola da inserire, dopodiché ci salutiamo e vi lasciamo andare a pranzo. Cura, chiarezza, collaborazione, protezione, utilità. Chiarezza è stata messa più volte. Strategia, collaborazione, insieme, integrazione, tutela, sostenibilità, PES, biodiversità, responsabilità condivisa, partnership pubblico-private, miglioramento. Ok, dai, direi che sono tutte belle parole, quindi ci fa piacere che vi portiate a casa una bella parola. Allora interrompo la condivisione, vi ringrazio e da parte nostra è tutto per oggi. Ci rivediamo domani sempre alle 10:30 con la promessa di essere anche di riuscire a tradurre questa parte teorica anche in progettualità concrete che sono state sviluppate in questi anni e che magari possano esservi utili, accendere qualche lampadina, speriamo chiaramente. E niente, grazie e a domani.